la vera legge di riforma è stata rinviata. Il decreto comincia un percorso, cambia alcune cose, ma molte sono state rinviate e partono anche alcune sperimentazioni in alcuni settori. Quindi se mi devi fare la domanda, oggi c'è la riforma, cambia qualcosa per chi ha un ammalato in casa o chi non ha un autosufficiente in casa, concretamente sono 3 milioni e mezzo, cambia poco o niente. Tutto continuerà ancora a essere a carico sulle famiglie, però diciamo che però si è impostato un lavoro che in progress dovrebbe andare avanti. C'è un po' di delusione perché le aspettative su questo decreto e anche sulla legge sono tante. Poi vorrei ricordare che questa legge è stata votata all'unanimità in Parlamento, quindi la non autosufficienza o la vecchiaia non è né di destra né di sinistra. Quindi diciamo che c'è un po' di delusione perché le aspettative erano tante, ma questa delusione bisogna vincerla, bisogna andare avanti. E io dico a tutte le forze politiche di destra e di sinistra che hanno votato questi provvedimenti insieme cerchino anche di portare avanti il progetto